Toledo, nel cuore della Nuova Castiglia, fu l'ultima e la più lunga sosta nella vita peregrinante di Domenico Teotocopuli, detto El Greco. I colori, le luci e gli incanti del paesaggio della nativa Creta e dell'Italia della sua giovinezza, egli li ritrovò tutti qui, nell'azzurro trasparente del cielo, nella solenne vetustà dei monumenti, nelle pietre delle case, in cui evidente appare il ricordo della dominazione moresca, nelle colonne, nei campanili e nei portali delle chiese patinati dal fluire dei secoli. Quando nel 1577 il pittore morì, la città volle contraccambiargli l'affetto erigendo in suo onore un mausoleo e conservando intatta la casa in cui per tanti anni in orgogliosa solitudine egli era vissuto. La sua presenza si avverte ancora viva nel patio accogliente ed elegante. Uno studiolo silenzioso e raccolto ci introduce al più ampio salone dei modelli, alle cui pareti è il quadro della famiglia dell'artista. E quello di San Luigi, re di Francia. Ecco un soggetto a lui particolarmente caro, un San Francesco. Parlano ancora di lui con affettuosa intimità le suppellettili e gli oggetti che gli appartennero. Ma è soprattutto nelle sue tavole e nelle sue tele, è nella sua arte, tutta soffusa di una profonda religiosità, che il Greco continua a vivere e ancora vivrà nei secoli che verranno, come in questo mirabile crocifisso. Ecco ora i quadri degli Apostoli, dai volti gravi ed assorti, e dagli ampi panneggiamenti. In essi il pennello e il colore si liberano dal rispetto dei canoni tradizionali per farsi precorritori di tecniche e cromatismi che si ritroveranno soltanto nella pittura dei nostri giorni. La nota dominante è costituita dal caratteristico allungamento delle figure, frutto di un manierismo bizantineggiante, lontano ricordo dell'adolescenza cretese, e che taluni interpretarono invece come un bisogno del Greco di evadere dalla terra verso il cielo. Ancora un crocifisso e un altro San Francesco, temi che con leggere varianti frequentemente ricorrono nella sua produzione. L'Entierro del Conde de Orgaz, grandioso nella concezione e nelle dimensioni, è il capolavoro del pittore. I due piani del quadro, quello superiore con la Vergine e il Cristo trionfante nella gloria del paradiso, e quello inferiore, figure incisivamente disegnate, hanno la loro coerente unità nel colore, che trasfigura creature terrene e creature celesti, immergendole in un'atmosfera rarefatta ed estatica. Nei toni verdi, gialli e violacei di un altro cielo, la veduta di Toledo, il colorismo dei maestri veneziani, dei Tintoretto, dei Tiziano, dei Correggio, assurge a una suggestiva e quasi psicologica interpretazione del paesaggio.
nei quadri conservati nel Museo Madrileno del Prado, la modernità dell'arte del Greco ha la sua riconferma nella drammatica, allucinante espressività del ritratto del Cavaliere dall'Elsa, compiutamente resa dal pallore del volto, leggermente metrico, dalla fissità dello sguardo e dal nervoso atteggiamento dell'usata sul petto. La stessa suggestionante tensione si ritrova nei ritratti di Don Diego de Covarrubias e di un gentiluomo. Nelle grandi composizioni sacre, in cui il pennello sembra aver finalmente trovato il segreto della terza dimensione, l'arditezza michelangiolesca della composizione e la modellazione quasi essenziale sono circonfuse da una luce interiore che tutto permea ed avviva. Pittura severa e dal realismo fermo e sicuro fu definita quella del Greco, espressione sublime di una personalità profonda che nei volti delle Madonne e nelle figure di Cristo trova la sua ammirabile, ispirata esemplificazione.